Salve a tutti, immaginiamo ora di fare un esperimento per determinare il coefficiente di attrito statico tra un corpo e una superficie inclinando la superficie, quindi in modo da avere un piano inclinato. Quando l'angolo sarà piccolo, il corpo sarà fermo sulla superficie, non scivolerà a causa proprio dell'attrito statico. Poi molto lentamente aumentiamo l'angolo, lo aumentiamo fino a ottenere l'angolo limite dopo il quale il corpo comincia a scivolare lungo il piano inclinato. Bene, allora quando fino a un attimo prima avevamo proprio l'angolo massimo per il quale il corpo sta fermo e non scivola, e quindi a quell'angolo abbiamo che la componente dinamica del peso, quella che tira giù lungo la discesa, è ancora uguale alla forza di attrito. Basta aumentare un poco l'angolo e questa componente dinamica diventa più grande della forza di attrito. Comunque, quando abbiamo l'angolo limite sono uguali tra loro. E allora la componente dinamica della forza peso è uguale alla forza di attrito statico. Qui abbiamo le formule che ho spiegato come si ottengono in un altro video, potete andare a guardare. Allora, Fd è uguale mg seno alfa è uguale, la forza di attrito è coefficiente, proprio quello che ci interessa, mu mg coseno alfa. In questa equazione possiamo dividere tutto con m si semplifica, e a noi interessava determinare proprio questo. Ah sì, non solo m, anche g si semplifica. Possiamo dividere entrambi i lati con m e con g. E cosa abbiamo trovato finora? Seno alfa è uguale mu per coseno alfa. Noi interessa mu e allora dividiamo per coseno di alfa. Vado a scrivere qua. Quindi a sinistra abbiamo seno alfa fratto coseno alfa, e questo è uguale a mu. Posso allora scriverlo davanti. Mu è uguale seno alfa fratto coseno alfa, che dovreste sapere la trigonometria. Seno alfa fratto coseno alfa è tangente alfa, quindi abbiamo che il coefficiente di attrito statico è proprio uguale alla tangente dell'angolo. Mettiamo, ok, è importante trovare questa. Adesso immaginiamo che quell'angolo limite fosse stato di 30 gradi. Allora il nostro coefficiente sarebbe uguale alla tangente di 30 gradi, che è uno dei valori per quali conosciamo esattamente quanto vale la tangente, che è radice di 3 terzi. Comunque, se no, anche per un angolo qualsiasi ve lo calcolate con la calcolatrice scientifica, e comunque radice di 3 terzi è circa 0,58. Per 30 gradi sarebbe questo il coefficiente di attrito statico. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.